Un po' desolante pensare di essere nel 2014, di parlare di rivoluzione informatica, digitalizzazione della scuola e poi dopo trovarsi di fronte a una realtà come questa. Sede staccata dell'Alberghiero Maffioli di Castelfranco, l'istituto che ospita l'eccellenza della formazione professionale di tanti ragazzi è in condizioni che sembra riduttivo definire fatiscenti. A segnalarci la situazione l'SMS di un papà preoccupatissimo dopo quanto accaduto all'ultimo ricevimento dei genitori. È stato chiesto ai genitori di non sostare nelle scale perché c'era appunto il rischio di crollo. Le scale sono queste, sono a norma per quanto riguarda l'altezza del parapetto, però se pensiamo che i nostri allievi hanno 17, 18, 19 anni e sono più di 300, si capisce bene che le scale sono sottoposte a un'usura, una tensione continua che non mi lascia tranquillo. Qualche tempo fa un mio compagno di classe ha rischiato di farsi male con una finestra, andandoci a sbattere è crollata la finestra, si è rotto il vetro. Costruito dopo la terza guerra d'indipendenza come scuola elementare, lo storico edificio di Via Riccati è da anni al centro delle polemiche. Ora accoglie 326 alunni più una cinquantina tra docenti e personale ATA. La nuova dirigente ha più volte dall'inizio dell'ultimo anno scolastico sollecitato l'intervento della provincia competente sull'immobile. Gli infissi sono vecchi, non possono essere ristrutturati perché questo è un edificio storico, i vetri rischiano di cadere e alla provincia è stato chiesto di rivestirli con una pellicola in modo da eventualmente salvaguardare i ragazzi dovessero esserci degli incidenti. Per quanto riguarda le vie di esodo non sono adeguate. E come sentite dal rumore, effettivamente la presenza di 326 alunni comporta un certo movimento all'edificio. Ora io attendo dalla provincia delle risposte in merito. Crepe, inquietanti vibrazioni, distacco di intonaci fuori e dentro l'edificio, ma è la loggia l'emblema del degrado della scuola. La loggia non è agibile per motivi di sicurezza e di conseguenza non è agibile nemmeno per il personale ATA, quindi non possiamo farla pulire. Il risultato è questo, un tappeto di guano, piccioni morti, muschio e muffa. Per protestare contro questa situazione insostenibile, gli studenti del Maffioli scenderanno in piazza. Noi faremo una manifestazione la quinta e la sesta ora di sabato 25, però speriamo che poi si risolva, insomma.